Da oggi, 1° febbraio 2021, la Sicilia diventa zona arancione. Dopo la firma del ministro Speranza, il governatore ha decretato ieri sera il provvedimento che recepisce le misure di alleggerimento e consente il rientro a scuola delle scuole medie, seconde e terze, rimaste escluse dal primo provvedimento. Seconde e terze medie dunque torneranno in classe, mentre per le superiori bisognerà attendere l'8 febbraio, con gli studenti in aula e con presenze contingentate al 50%, sempre che il contagio continuerà a calare. Si potrà circolare liberamente nel proprio comune e si potrà andare a trovare un parente o un amico. Si potranno ospitare al massimo 2 persone. Chi vive in un paese con meno di 5.000 abitanti può spostarsi in un raggio d'azione di 30 km, ma non andare in un capoluogo di provincia né lasciare l'isola. Le eccezioni riguardano sempre e comunque le esigenze di lavoro, di salute, di necessità o il ritorno a casa. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Per quanto riguarda i negozi, possono riaprire anche nei centri commerciali chiusi nei weekend, tranne farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, librerie, negozi alimentari e vivai. Resta invece la chiusura dei locali, che potranno fare solo asporto e domicilio. Le enoteche e i bar che non servono cibo devono sospendere l'asporto alle 18, restano chiusi musei, teatri, cinema, palestre e piscine. Il presidente della regione conferma l'obbligo di registrarsi su www.siciliacoronavirus.it per chi entra nell'isola. Voglio sperare nella condotta responsabile di questa minoranza che ci ha messo in difficoltà nel periodo delle festività, ha dichiarato Nello Musumeci. Adesso puntiamo alla zona gialla e per farlo abbiamo bisogno di una condivisione da parte di tutti, perché la politica arriva dopo. Quello che conta è innanzitutto il numero dei contagi e il numero dei decessi.